Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, lunedì 12 agosto. Affrontando un'emergenza abitativa credo che non abbia eguali. Abbiamo circa 30 famiglie che hanno uno stato esecutivo, 30. Abbiamo 250 famiglie circa che sono in lista d'attesa di una casa pubblica. Buongiorno, anche se siamo in una domenica caldissima nella nostra città, col collega Salvagno, consigliere come me comunale del PD, ci siamo trovati per fare il punto e soprattutto per prepararci al Consiglio Comunale di domani, che sarà sicuramente interessante e che invitiamo la città a partecipare e a seguire. Niente, stavamo però facendo due battute con Maurizio Salvagno, ricordando che qualche mese fa noi abbiamo fatto una richiesta all'amministrazione comunale di fare una commissione per affrontare il tema dell'emergenza abitativa nella nostra città. Abbiamo invitato il presidente dell'Ater e c'è stata una commissione. Da tempo, in ritardo solo di un anno e mezzo. Esatto, un anno e mezzo abbiamo aspettato per questa commissione. Da tempo sapevamo che c'è questa emergenza, quindi ben tornato sulla terra, caro Armelao, sindaco di Chioggia, che ti sei accorto che c'è questa emergenza da dover affrontare. Tra mettere un disco come disc jockey, tra un selfie, tra qualche parata, si è accorto che nel frattempo nella città c'è questa emergenza. Sappiamo benissimo che è un'emergenza non facile, però un'amministrazione che ha tante risorse poi tra l'altro in cassa della legge speciale, che può acquistare, che può ristrutturare, che può fare una molteplicità di interventi in accordo con Ater, come dice il presidente non del PD ma della Lega Nordio, come ha fatto Dolo per esempio. C'è la possibilità di ristrutturare con degli anticipi messi in campo dall'amministrazione comunale. Questo non è stato fatto perché il sindaco era impegnato in altre vicende, ma il tema del trasporto, ma il tema dell'abitazione, ma il tema delle strade, ma il tema del sociale che esiste nella nostra città, il sindaco si accorge in questa calda estate che esistono questi problemi. Bentornato Armelao sulla terra. Noi siamo disponibili a dare una mano per aiutare le famiglie che realmente sono in difficoltà. Attenzione Maurizio, sappiamo benissimo che ci può essere qualcuno che fa anche il furbo, però noi dobbiamo aiutare realmente le famiglie che si trovano, che hanno bisogno, e quindi serve un'amministrazione efficiente. Ecco, io ti farei fare una battuta proprio perché noi abbiamo chiesto la famosa commissione, dopo un anno e mezzo ce l'hanno concessa. Bentornato Armelao sulla terra. Sì, è vero, noi l'abbiamo chiesta a marzo del 2023, una commissione che è stata fatta circa 15 giorni fa. Ecco, poi quando abbiamo fatto questa commissione, una commissione che affrontava i temi della casa, del bene pubblico, tra l'altro patrimonio del comune, gran parte, una parte di queste abitazioni gestite dall'Ater, ma gran parte di queste abitazioni gestite proprio dal comune. Ecco, il comune si accorge finalmente che quella commissione era una commissione che si doveva fare e che forse si sono dimenticati che l'abbiamo chiesta noi. Abbiamo affrontato un tema importante che ha evidentemente evidenziato un problema sociale, storico, atavico, oggi più grave rispetto a una volta. Solamente che una volta l'amministrazione comunale non aveva fondi. Oggi invece l'amministrazione comunale i fondi ce li ha per sistemare le case, per fare i controlli di chi non paga le case pur avendo la possibilità, ecco, e di aiutare, come diceva prima Lucio Chiozzo, il mio collega di consiglio comunale, nonché capogruppo, ecco, di stare attenti effettivamente con i controlli, ecco, di non sottrarre case a chi veramente ha bisogno, non favorendo in malafede, per carità di Dio, magari ecco, trascurando il fatto che forse queste case vengono anche utilizzate da chi bisogno non ne ha. Quindi sindaco, anch'io rinnovo il saluto che ti ha fatto Lucio Chiozzo, bentornato sulla terra, affrontiamo questo tema, i soldi ci sono e noi siamo qua a disposizione per aiutarti ad affrontare questo tema che è veramente grave e importante. Bene, grazie, buongiorno, e chi vuole domani siamo in consiglio alle 19:30. Grazie. Buongiorno.
Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Sabato scorso, 10 agosto, una serata speciale si è tenuta presso la Darsena alle Saline per festeggiare i 30 anni ininterrotti di assegnazione della bandiera blu per i porti turistici. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dei servizi, che ha reso il Marina una destinazione di riferimento nel panorama turistico dell'Alto Adriatico. Con un sottofondo musicale che ha ripercorso i tempi, si è voluto ricordare la nascita dell'idea di approcciarsi alla sostenibilità ambientale in tempi non sospetti, dopo l'approdo di Goletta Verde nel 1993. A ricordare come è partita l'idea dell'avvicinarsi alla sostenibilità la presidente dello Sporting Club Marina di Chioggia, che da sempre gestisce il Marina, Laura Morelli, ed il Marina Manager Marco Boscolo Buleghin. Alla serata presente il comandante della Capitaneria di Porto Alessio Palmisano, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il vice sindaco Elena Zennaro e l'assessore al demanio turistico Serena De Perini. Si è voluto sottolineare che l'assegnazione della bandiera blu non è un fatto scontato, ma un riconoscimento che viene dato di anno in anno per i miglioramenti apportati, riconoscimento di una pluralità di iniziative. L'evento si è svolto in una magica atmosfera offerta dalla location, riservato all'utenza del Marina, ha visto una folta partecipazione. Lega Ambiente, attraverso la campagna Goletta Verde, continua a monitorare la qualità delle acque in Veneto. Tra i vari punti attenzionati c'è sempre la foce dell'Adige, che ha attirato particolarmente attenzione a causa degli scarichi provenienti dai comuni che attraversati dal fiume. Sebbene il punto di prelievo attivo dal 2010 abbia rispettato i limiti di legge negli ultimi 2 anni, forse anche a causa della siccità, le recenti piogge e i fenomeni estremi hanno portato alla luce nuove criticità. Oggi sulle testate Gazzettino Nuova Venezia, che citano Giulia Bacchiega, vicepresidente di Legambiente Veneto, che dichiara che la foce dell'Adige è una spia rossa da anni e ora è il momento di intervenire. I campioni prelevati tra Chioggia e Rosolina mostrano livelli di inquinamento da enterococchi fino a 4 volte superiori ai limiti consentiti. Inoltre l'Adige ha una capacità limitata di gestire le piene e gli impianti di depurazione sono spesso sopraffatti durante le forti piogge, con conseguente contaminazione delle acque. Bacchiega ha aggiunto che le acque contaminate possono finire nelle strade, nelle case e nei terreni in caso di esondazione. In aggiunta a queste osservazioni ci permettiamo, visto che conosciamo bene il territorio, riteniamo che una soluzione efficace potrebbe essere l'adozione da parte di tutti i comuni lungo l'Adige di sistemi di depurazione simili a quelli di Chioggia, dove le acque nere vengono trattate e scaricate in laguna solo dopo essere state completamente depurate. Un'altra possibile soluzione sarebbe quella di allungare le dighe della foce dell'Adige per far defluire le acque più lontano, riducendo così il rischio di... Nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.
Lo spettacolo del Circo Newman giunto a Chioggia ha ottenuto tanti commenti positivi da parte del pubblico che si è recato a vedere lo spettacolo in questi primi giorni e dopo aver visto una prima parte nei giorni scorsi siamo stati incuriositi e siamo andati a vedere anche la seconda parte a un orario per noi più consono. Ieri, domenica, si sono infatti tenuti 2 spettacoli, il primo alle 18 e il secondo come tutte le sere alle 21. Le famiglie presenti si sono divertite soprattutto nel vedere i loro bambini coinvolti dal pagliaccio Polpetta. Non siamo più abituati ad andare a teatro e al cinema, tantomeno al circo, ma se noi grandi possiamo dire di esserci goduti film veramente grandi e spettacolari al cinema e spettacoli teatrali di tutto rispetto anche nei teatri di Chioggia e siamo entrati nel tendone del circo più volte quando eravamo più piccoli o più giovani, i bambini di adesso hanno meno opportunità di andare al teatro, al cinema o al circo. Questi luoghi di aggregazione poco alla volta stanno scomparendo, sormontati dal fatto che arrivano a casa sulla TV, sul PC, sul cellulare, on demand. Il filmone possiamo vederlo in questo istante al cellulare, senza bisogno di aspettare il giorno di programmazione, senza fare la fila al botteghino. Lo stesso possiamo dire dello spettacolo teatrale, dove attori veri si muovono davanti ai nostri occhi, o del giocoliere che fa settare una decina di birilli tra le mani, lo vediamo in un qualsiasi Got Talent. Ma un conto è vedere tutto ciò al cinema, al teatro, sotto il tendone di un circo. Un conto vedere sullo schermo. Quello che cambia tra la versione live e quella sullo schermo è l'emozione, che è bello che i bambini scoprano e che gli dia quella capacità di meravigliarsi che poco alla volta stanno perdendo, dando troppo per scontato. Se potete, portateli al cinema, al teatro, al circo, visto che adesso lo abbiamo sotto casa. Saranno esperienze che li emozioneranno e che ricorderanno nel tempo. Bravissimi! Davide e Michelle, Erika e Alessandro. Eh sì, sono loro il taxi più pazzo del mondo, Ronny e Natasha. Bene, abbiamo tutti? Ne manca uno. Ah, sono io, Polpetta. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il progetto Area Relax di Gianni Nardo e Chioggia TV anche sabato scorso ha avuto un grosso successo, riscuotendo anche la soddisfazione dei commercianti e delle associazioni che hanno aderito. Sono stati circa 15.000 i visitatori dell'evento, che vede il centro di sottomarina pedonalizzato, una buona partecipazione anche per la visita dei Murazzi e la parte storica di Sottomarina, che si è conclusa con assaggi di dolci tipici della tradizione chioggiotta. Sembrano piccoli eventi, afferma Nardo, ma dimostrano che anche con un budget tutt'altro che faraonico si riescono ad attrarre grandi pubblici, generando economie importanti per le imprese del territorio. Ciò è stato possibile grazie alla sinergia che ha visto Ascom, Confesercenti e le attività commerciali muoversi verso un unico obiettivo. Questo può stimolare riflessioni sulle future programmazioni degli eventi e sulla necessità di continuare a vedere il coinvolgimento e il confronto con l'amministrazione. Una serata straordinaria, ha affermato l'assessore al turismo Riccardo Griguolo, che dimostra che la chiave per il successo sta proprio nella collaborazione. Una serata che è stata una corsa contro il tempo, ha affermato Roberta Gandolfo di Confesercenti, ma che dimostra la bontà di un progetto ripetibile in futuro. Il presidente di Ascom, Alessandro D'Area, ha sottolineato che si è cercato di dare risposte concrete alle istanze dei commercianti. Il progetto Area Relax gode del patrocinio del Comune di Chioggia e del sostegno economico anche di ASA Federalberghi, Gebis, Cisa Camping, Lidi di Chioggia e Ascot. Prossimo appuntamento sabato 17 agosto.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 12 agosto, è la farmacia al mare in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a prendere le prenotazioni per i testi scolastici. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e la nuova app Chioggia Azzurra. Ciao a tutti e continuate a seguirci, mi raccomando.